È quasi un'amputazione per lui essersi dimesso per il bene che vuole il movimento. Dicevo, lui ha dimostrato che la Lega è diversa dagli altri. Non ci sono né vinti né vincitori, c'è un movimento che deve andare avanti unito. È giusto che ci sia un momento di transizione. In giugno ci saranno il congresso del Veneto e della Lombardia e quindi in autunno il congresso federale. Quindi che ci sia un triumvirato che fa da traghettatore tecnico, diciamo, per alcuni mesi è una cosa assolutamente normale. Sarebbe sciocco perdere pezzi, allontanare parti del movimento, perché se uno è leghista, al di là delle responsabilità della magistratura, dell'indagine e quindi di chi eventualmente fosse ritenuto colpevole di qualcosa, ma al di là di questo sarebbe sbagliato mandare via qualcuno anziché qualcun altro. Cioè, si deve lavorare tutti per lo stesso scopo che è il federalismo e non certo cominciare a sbranarsi. Sarebbe la cosa più stupida, irrispettosa di Bossi e irrispettosa degli elettori.